Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovissimo game. Oggi ci troviamo all'interno di Cities Skylines. Come potete vedere il gioco che tanti mi avete chiesto finalmente è arrivato. Allora, oggi arriveranno quindi due video, il video di Hitman e il video appunto di Cities Skylines. Mi raccomando, fatemi sapere le vostre opinioni su questi due giochi che ho acquistato. Come vi ho detto nel video di Hitman, adesso non so se uscirà prima questo o l'altro. Comunque ho preso questi due giochi in offerta e ho intenzione di portare queste due avventure in maniera parallela, in modo tale da alternare un gioco gestionale con uno un po' leggermente diverso. Allora, questo ragazzi è un gioco molto interessante, mi avete detto che è un simulativo gestionale molto fatto bene, interessante, con tante caratteristiche, e adesso vedremo di iniziare una nuova partita. È una nuova avventura. Vediamo un pochettino. Vediamo di iniziare intanto in single player. Poi vedremo per quanto riguarda il multiplayer, sempre se esiste. Però non lo so, ancora non mi sono non l'ho analizzato per bene. Comunque poi anche mi farete sapere voi. Nuovo gioco. Allora, vediamo di scegliere una mappa interessante. Allora, vediamo. Queste sono ovviamente le connessioni disponibili con l'esterno. La musica forse è un po' forte, boh, non lo so. Comunque vediamo un po'. Scegliamo ragazzi una mappa a caso. Ok, prendiamo questa. Abbiamo preso Lakewood, come potete vedere. Questo è il nome della città, Blackwoods, perfetto. Vediamo un po' di intraprendere questa avventura. Area per le costruzioni. Aspettate però, 68%, 78%. Prendiamone una almeno 74%. Ecco, questa potrebbe essere interessante. Può essere collegata anche in maniera diversa al mondo esterno, quindi possiamo intraprendere l'avventura. Allora, ho visto che ci sono dei collegamenti con i social, penso che sia penso sia l'icona di Twitter, ma vedremo, forse collego l'account, cercherò di essere in tempo reale connesso. Voglio vedere come, diciamo, è organizzato per bene questo gioco. Ho fatto solo qualche minuto per capire lo scenario e vediamo un po', ragazzi, dai. Ho messo tutto al massimo, non dovremmo avere problemi. Ed eccoci qua ragazzi, all'interno della nostra mappa. Hello, perfetto. E la resa grafica è molto interessante. Potete vedere che siamo all'interno della nostra mappa. Abbiamo un ruscello sulla destra che, come potete vedere, scorre verso valle. Qua ci saranno altre città. Allora, 27 giugno 2016 è il tempo, penso, che scorre. Ecco, perfetto. Ci sono anche le varie modalità per velocizzarlo e tutto il resto. Allora, questa è la nostra zona, diciamo, di inizio. Eccola qua. Allora, vediamo di analizzare la nostra area. Come potete vedere è un bel fazzoletto di terra. Per iniziare dobbiamo costruire delle ottime strade. Qui abbiamo area. Vediamo un po' che cos'è questo. Ecco qua. Ovviamente risorse naturali. Comunque ragazzi, tutti gli esperti col passare del tempo mi daranno una mano. Allora, questa è ovviamente alla SimCity. Dobbiamo costruire ovviamente le nostre strade per iniziare un po' a gestire la situazione, iniziare a costruire. Allora, benissimo, ci sono varie strade. Io volevo iniziare innanzitutto con una strada, ecco qua, normale, ecco qua. Vediamo se possiamo provare per esempio ad andare sulla destra. Ecco, per esempio così. Vediamo un po', 1160. I soldi sono, penso in basso, sono $70.000. Perfetto, prima strada costruita. Vediamo un po', ragazzi, non intendo per adesso sbizzarrirmi in costruzioni dell'altro mondo. Vediamo un po'. No, ecco, per esempio, una cosa del genere non mi piace. Eliminiamo un attimo questa strada e là. Vediamo un po'. Ecco il nostro trattorino. Ecco qua. Allora, vediamo di continuare. Innanzitutto procediamo da quest'altra parte, distruggendo qua. Ehi, sta piovendo, come potete vedere. Un fulmine dall'altra parte. Oh, la visibilità è quasi prossima allo zero, ragazzi. È piena notte. Allora, vediamo un po'. Mamma mia, proprio come inizio del video è adatta proprio questa. Queste condizioni meteorologiche sono proprio idonee. Allora, proviamo in questo fazzoletto di terra a costruire qualcosa. Allora, vediamo un po'. Uniamo da questa parte tutto, $59.000, e vediamo un po' cosa fare. Innanzitutto dobbiamo dare acqua ed energia elettrica alla nostra città. Allora, vediamo un po'. Esistono due modi per estrarre. Esistono principalmente due sezioni importanti all'interno della zona dell'acqua. Ovviamente la stazione di pompaggio e la zona di drenaggio appunto delle acque reflue. Ovviamente non dobbiamo collocare tutto nella stessa zona, altrimenti andremo a come dire, inquinare la zona. Però purtroppo abbiamo solo questo accesso al mare. Quindi allora
La corrente va ovviamente da questa zona verso quest'altra, quindi io andrei a mettere una prima stazione di pompaggio proprio qui, ecco qua, e l'altra ovviamente quella di, diciamo, il tubo delle acque reflue proprio alla fine, in modo tale da inquinare l'ultima parte del fiume, del ruscello. Comunque l'energia elettrica è la cosa, diciamo, più importante per il momento. Qui abbiamo una zona, penso in verde acqua, che ci fa notare che qui c'è forse una zona adatta per il vento, credo. Vediamo un po'. 8 megawatt. Sì, infatti, ecco, proprio in questa zona andremo a produrre ben 8 megawatt. Vediamo un po'. Ecco, appunto, eccoli qua. Allora, tieni a mente che le turbine del vento dipendono dalla velocità del vento. Tu puoi vedere i venti forti come le aree blu scuro sulla mappa e ovviamente piazzarla nella zona che più conviene. La mettiamo qua, ragazzi, e ovviamente andiamo a collegare la nostra città in maniera abbastanza, diciamo, simmetrica. Ecco, vediamo di portare, ecco, che cosa c'è qua, vediamo. Benissimo. Cosa sono questi? Ah no, niente, ok. Bene, abbiamo portato l'elettricità in città. Adesso facciamo un'altra cosa. Vediamo di inserire immediatamente le stazioni di pompaggio dell'acqua. Quella sorta di cerchio che vedete intorno in arancione è, penso, il livello di rumorosità. Vediamo di aggiungere adesso la stazione di pompaggio dell'acqua e ovviamente la stazione di scarico, ecco qua, delle acque reflue. Vediamo di collegare ovviamente il tutto e portare i servizi in città. Vediamo di andare a seguire questa sorta di quadrato, rettangolo più che altro. Bene, e ritorniamo alla condotta principale. Benissimo, allora, cosa dice qua? Aspettate, fermiamoci un attimo, che cos'è questo? Non siamo collegati, e perché non siamo collegati? Ah, ok, ovviamente non c'è nulla, però per il momento andiamo a portare anche la nostra energia elettrica da questa parte. Vabbè, questa zona non la sacrificheremo proprio per il trasporto della corrente. Bene, pure addirittura in mezzo al mare si può trasportare. Vediamo di metterla qua, benissimo. Ok, iniziamo, ragazzi, a posizionare le nostre zone residenziali. Allora, mettiamo delle ottime zone residenziali perché i cittadini sono ovviamente il motore della nostra città. Zone residenziali tutte in questa zona, anzi io direi una zona commerciale nell'ultima parte insieme a qualche altra casetta, per riuscire quindi ad accogliere le persone. Benissimo, e abbiamo fatto, diciamo, il primo passo. Abbiamo aggiunto l'energia elettrica. La nostra pala eolica a 8 megawatt, genera 8 megawatt, si gira automaticamente secondo la direzione del vento. Trasferiamo, diciamo, tramite l'alta tensione appunto la nostra corrente. Eccola qua in città, e come potete vedere riusciamo a garantire un ottimo servizio. Vediamo un po', qui c'è la stazione di pompaggio che giustamente preleva l'acqua in questa prima fase e scarica nell'ultima, in modo tale da... Ecco, guardate che forte! Mamma mia, come è stato realizzato proprio bene. Eccolo qui. Ecco, le zone industriali sono pronte. Stiamo perdendo dei soldi a livello orario e dobbiamo costruire, ragazzi, le zone industriali. Allora, vediamo un po' i venti dove tirano, dove soffiano più che altro. Non credo di poterlo vedere di qua. Quindi andiamo nella zona industriale e facciamo così. Allora, vediamo di creare una zona industriale proprio da questa parte. Allora, qui abbiamo una strada che possiamo portare avanti. Non vorrei spendere però troppo. E allora, questa è una cosa che dobbiamo tenere a mente. Vediamo un po'. Qui ovviamente non voglio inquinare nulla. Facciamo così, ragazzi. Ritagliamoci un pezzo. Però con questo buio, maledizione. Facciamo così. Portiamo intanto questa strada. Non posso farlo perché siamo fuori dai limiti della città. Qua neanche, perché ci sono ovviamente le nostre zone di trasporto energetico, tralicci, diciamo. Allora, continuiamo così. Bene, allora andiamo da questa parte. Che è successo? Ok. Benissimo. Voglio cercare di costruire una piccola zona industriale proprio per garantire lavoro alle nostre
alla nostra popolazione. Benissimo, forse è un po' troppo grande, forse faccio le cose per adesso troppo in grande. E allora, ragazzi, è la mia prima città su questo gioco. Per il momento facciamo così, va bene, e iniziamo ad aggiungere una zona industriale. Una qua, perfetto. Poi più avanti vedremo. Allora, partiamo. Allora, vediamo un po'. Forse sto ragionando troppo in grande. Abbiamo messo una nuova zona industriale qua. Vediamo un po' di aggiungere qua qualcosina proprio nel bordo. Ok. Ci sono anche vari strumenti per il collocamento delle nostre zone. Ah, giusto, dobbiamo trasferire loro anche i servizi necessari. Quindi l'energia elettrica credo che arrivi in quantità, perché potete vedere che abbiamo appunto come si chiama? Aspettate. Ecco, la power line. Comunque, vediamo di condurre adesso i tubi sotterranei per trasportare ovviamente acqua corrente e anche per gli scarichi industriali. 1400, vediamo di portarli fin qui. Facciamo un giro sottoterra in questa maniera. Sì, questa cosa, ragazzi, su SimCity mancava e devo dire che è molto utile e molto realistico costruire anche le condotte idriche sotterranee. E allora adesso abbandoniamo questa fase e ci godiamo un po' le industrie. Ecco, ecco. Allora, vediamo che succede. Ecco, stiamo guadagnando qualcosina in più a livello orario perché le nuove industrie fanno affari. Vediamo un po'. Sì, qua ce ne sono di nuove. Ragazzi, siamo tornati quasi in positivo. Benissimo. Non vorrei, ragazzi, che l'audio sia troppo alto, poi mi farete sapere. Le informazioni. Allora, a livello energetico funziona tutto. L'elettricità disponibile sta diminuendo pian piano con l'arrivo delle persone. La felicità del residenziale, come potete vedere, è normale per il momento. Come? Ah, qua avete bisogno di acqua perché non passano qui. Ah, le condotte qui non passano. Va bene, allora facciamo una bella condotta in mezzo. Perfetto, allora, cosa stavamo guardando? Ecco, ecco il vento, perfetto. Il vento potete vedere che è molto forte in quest'area. Benissimo. E le turbine funzionano alla grande. Questo è il traffico, non ci preoccupa al momento. $481, stiamo andando per il meglio. Allora, costruisci, vediamo un po' le strade, le zone vicino ai cittadini per muoverle. Fai crescere la città per sbloccare i servizi successivi. Qua che succede? Ci sono problemi energetici. Congratulazioni. Little Hamlet, eccolo qui. Allora, abbiamo sbloccato le tasse, i mutui, la spazzatura. Benissimo, gli ospedali e l'educazione. Allora, però volevo capire una cosa. Perché qua c'è questo... Forse manca corrente? Vediamo un po'. Sì, forse sì. E allora, facciamo una bella cosa. Andiamo a collegare, ecco. Ma dovrebbe arrivare la corrente. Perché non arriva? Vediamo un po'. Allora, proviamo a trasferire questi qua. Vediamo un po'. Adesso dovrebbe esserci, no? Vediamo un po'. Sì, siamo tutti collegati. Non riesco a capire perché non arriva. Vediamo un po' di andare un altro po' più avanti. Manca... Ah, no, aspettate. Ecco, ok. Abbiamo un consumo di 10 megawatt e una produzione di appena 7 megawatt. Quindi abbiamo bisogno, ragazzi, di una nuova turbina. Vediamo di aggiungerla in questa zona. Colleghiamola con una nuova power line. Eccola qua. Benissimo, adesso il problema dovrebbe essere risolto, credo. Tanto portiamo anche la corrente in questa zona, così andremo a costruire anche da questa parte. E il problema energetico è terminato. Che non me ne ero accorto. Bisogna stare attenti a questi indicatori. Però adesso la popolazione, diciamo, ha nuove esigenze, come per esempio la salute o addirittura la spazzatura. Allora leggiamo un po' tutto, perché ancora... Allora, intanto andiamo avanti.
Allora, per riuscire a controllare la spazzatura e quindi i rifiuti, costruisci un sito per incenerire. Allora, ovviamente produce inquinamento, così deve essere messo lontano dalle zone residenziali. Allora, crea ovviamente inquinamento nel tempo, la spazzatura fuori dalle aree residenziali. Hai abbastanza perfetto, le buone connessioni con le grandi strade. Ok. Ah, ovviamente, ragazzi. Allora, in pratica abbiamo bisogno... È come... Sì, ovviamente dobbiamo tenerla lontana dalla cittadina e necessariamente stare attenti a tenere le strade belle libere per velocizzare un po' tutto. Allora, l'impianto della spazzatura, diciamo, lo mettiamo lontano dalla cittadina. Sì, infatti qua creeremo solo una zona industriale in questa piccola zona e poi ci espanderemo magari... Ma qua è molto, diciamo, è enorme la zona di costruzione, quindi abbiamo davvero tanto da fare. Qui mettiamo questa specie di discarica, chiamiamola così. Eccola qua. E adesso volevo un po' spostare lo sguardo. Ecco qua. Allora, vediamo cos'è questo. Ah, per spostare la costruzione. Il pannello del budget consuma $160 a settimana. Funziona normalmente e ci sono già ovviamente i camioncini in uso. Questo è per chiuderla oppure no. Questo è per focussare su di essa l'attenzione. E adesso a livello sanitario una bella clinica, ragazzi. Credo che si debba costruire proprio nelle vicinanze. Ecco, infatti, questa che cos'è? Clinica medica, è un centro piccolo, ogni paziente prende un letto per qualche tempo, così fa in modo che ci siano letti sufficienti e ovviamente aiuteremo la popolazione. Vediamo che succede. Ecco, ovviamente ha un certo raggio e a me interessa curare le persone appunto in questa zona. Allora, mettiamola proprio qua. Però così no, non va bene. Mettiamola in una zona che possa coprire, ecco, per esempio qua. Benissimo. E andrei io ad aggiungere, qua le zone residenziali ci sono. Qua c'è la zona commerciale per fare acquisti, qua la strada si è andata a chiudere, perfetto. Ah, ecco, qua che succede? Devo un po' farci la mano. Cos'è questo? Allora, bambini. Ah, ok. Vedete un po'. Bambini 0, 8 teenagers, ci sono 0 adulti, giovani adulti. Ah, tipo The Sim. Allora, sì, ah, ok, questo è un grafico che ci fa capire. Non hanno educazione, come potete vedere. Questo cos'è? Allora... Ah, ecco, hanno proprio tolto questa casa. Comunque, vediamo, volevo leggere qua. Ah, educa i cittadini per permettere... per far... come dire... per migliorare la costruzione. E ovviamente i potenziali studenti ci possono dare una mano, appunto. Quindi l'educazione è una delle cose più importanti. Infatti è stata sbloccata da poco. Come potete vedere hanno bisogno di educazione elementare, high school, ovviamente possono essere educati all'università. Ok, è utile perché ci permetterà di migliorare, a quanto ho capito, la densità della nostra popolazione. Però un attimino, che è successo qualcosa. Un attimo solo. Allora, cancelliamo qua. Vediamo che è successo a livello energetico. Perché hanno bisogno di corrente ancora questi qui? Vediamo un po'. Ah, forse la spazzatura anche. Però mamma mia. Facciamo così. Portiamo. Vediamo se funziona. Ok, credo. Il consumo, ragazzi, è aumentato nuovamente. Quindi dobbiamo necessariamente aggiungere qualche... Sì, vediamo di mettere una nuova pala magari qui. Quanto siamo adesso? Produzione 7 megawatt. Quanti soldi abbiamo? $4.000. 11 megawatt. Quanto costa? Costa troppo per i miei gusti. Comunque sì, diciamo è un po' meno intuitivo di SimCity, perché bisogna davvero pensare a tutto, anche questi collegamenti. Quindi devo un po', ragazzi, ecco, quindi quando già appaiono queste icone vuol dire che abbiamo problemi a livello energetico. E adesso cosa possiamo fare per sistemare tutto? Vediamo un po'. Questo cos'è? Ah, ovviamente la centrale a carbone. Abbiamo 3 pale eoliche che forse ci daranno una mano, ma a lungo termine. Vediamo se possiamo aumentare un attimino la velocità. Guadagniamo questi soldi a livello orario. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Innanzitutto questa funziona e consuma abbastanza. Però
Allora, fatemi pensare, stiamo raggiungendo... Ah, forse è stata anche la clinica che sono andato a mettere. E allora, vediamo quanto costa. Ci siamo quasi. Ecco, allora, una zona adatta, ragazzi. 7 megawatt, 6 megawatt. Dov'è 7 megawatt? Ecco qua. Vediamo di metterla appunto qua. Benissimo. Colleghiamo tutto con la power line. E adesso dovremmo nuovamente esserci. Ok, 28 megawatt. Vediamo se possiamo stare adesso tranquilli. Ok, allora, a quanto ho capito ci sono dei problemi con la spazzatura. Volevo leggere bene questa storia dell'educazione. Allora, make sure all is well in the building to allow it to be upgraded. Tutto deve andare bene per farla evolvere. E l'educazione è una, diciamo, delle variabili che può dipendere, fare la differenza nel migliorare oppure nel mantenere le cose stabili in un particolare centro residenziale. Allora, abbiamo 800 abitanti circa. Ok. Sì, lo so, ma quanto costa la scuola? Costa $10.000, sono parecchi. Ho visto che si possono intraprendere anche i mutui, forse. Come si fa? Questa è la nostra città, si chiama Springdale. Ah, e ovviamente la domanda nelle zone residenziali è aumentata. Visto che abbiamo questi $4.000, adesso vedremo di espandere. Allora, vorrei innanzitutto prendere una strada, eccola qua, tipo questa, e distruggere ovviamente quella zona e portarla fin qui, perfetto. Allora, iniziare quindi a collocare delle nuove zone residenziali, visto che la domanda è molto alta. Zona residenziale, andiamo a scegliere, ecco qua, perfetto, ottimo. Ragazzi, scusate per quanto riguarda l'estetica, ma sto cercando di prendere un po' la mano con il gioco. Poi più avanti magari capiremo qualcosa di più. Ok. Sì, il fatto è che qui ogni volta che si costruisce una nuova zona bisogna essere molto più attenti rispetto a SimCity. Bisogna portare l'acqua, bisogna aggiornare la rete idrica. Non è come SimCity, magari costruivamo tutto e finiva lì. Invece qui bisogna proprio stare attenti e trasportare tutti i servizi insieme. Quindi ecco, aggiorniamo una nuova zona residenziale, dobbiamo portare le nuove tubature, la nuova zona elettrica e tutto quello che ovviamente è correlato. Quindi abbiamo fatto questo, l'elettricità vedo che arriva. Sì, non ci dovrebbero essere problemi, forse in questa zona, ma non penso. Cosa sono queste cose? Ah, impianto solare, impianto petrolio, impianto hydroplant, questo potrebbe essere utile perché abbiamo una corrente che va a valle. Cosa c'è poi? Nucleare, solare e questo? Ah, la turbina del vento avanzata. Comunque, stiamo aumentando il consumo. La spazzatura. Come? Ah, ci sono delle zone abbandonate. Che? Cos'è questa? C'è una zona abbandonata. E se la vedessi, dov'è? Ah, eccola qua. Una zona abbandonata. Vorrei però capire come funziona la spazzatura. Vediamo un po'. Ecco, tutti hanno bisogno. Ecco, il garbage has filled up. Qui sono. Ma come devo fare io a trasportare? Vediamo un po'. Ah sì, abbiamo una nuova area sbloccata, altri 4 km quadrati disponibili, e i distretti, la polizia, i mutui diciamo di secondo ordine, le specializzazioni, i servizi, va bene, l'agricoltura, mamma mia. Ragazzi, però devo capire come funziona questa storia della spazzatura. Allora, fermiamo un attimo le cose qui. A livello di soldi ci siamo. Questa è la discarica. Allora, questo cos'è? Mamma mia. Allora, tu puoi controllare le tasse della tua città. Budget loans here. The majority of your city incomes come from taxes. The tax income is based on the site and the level of the buildings in each of the zone. Taxation will make people unhappy, ovviamente. It causes them to move away. A bigger budget for a service means it's work more efficient, but more expensive to maintain, ovviamente. To maintain, service budget can be adjusted separately. Ok. Possiamo fare dei mutui da banche differenti. Ovviamente gli interessi differiscono tra ragazzi, è un gioco molto ma molto gestionale, diciamo, molto ma molto più specifico, e questo mi piace. Quindi in pratica ovviamente dice che le tasse in città le possiamo controllare come vogliamo, i mutui e tutto quello che serve. Ovviamente
le tasse si basano principalmente sulle zone e le tasse molto alte creano problemi, come sapevamo. Ovviamente un grande budget per un servizio significa appunto dei servizi che lavorano in maniera più efficiente, ma ovviamente sono più difficili da mantenere. E allora day night time from sliders. Ah, ho capito. I budget per i servizi possono essere sistemati separatamente per il giorno e per la notte dagli indicatori per cercare di risparmiare. Ok. Possiamo fare dei mutui da banche differenti per aiutarci, o addirittura fare mutui che possono essere presi in maniera contemporanea. Allora, vediamo un po'. Questo è il budget. Allora, la Power Production Facilities will hire more people and just produce more electricity. Ah, quindi noi possiamo conferire un budget più alto, per esempio all'energia elettrica. Questo durante il giorno, durante la notte, per, penso, aumentare la produzione. Sì, potrebbe essere. Benissimo. Questo cos'è invece? Ah no, saranno tipo i pullman. Ecco, no. Le spese, vediamo cosa c'è. Le strade, elettricità, l'acqua, spazzatura. Questo cos'è? No, non ne abbiamo. Perfetto, questo è non mi viene. Gli ospedali. Questo cos'è? Aspettate. Buildings, unique building, tipo monumenti, educazione. Ok, allora spendiamo $2000 al mese. Bene, e ne guadagniamo, vediamo quanti, un attimo, 3.356. La maggior parte vengono dalle tasse, anche dagli edifici commerciali, ma anche dalle industrie. Sì, ragazzi, è un gioco molto ben dettagliato e questo davvero mi piace. Nel momento in cui impareremo per bene a giocare diventerà fantastico. Questa è la tassazione. Cos'è questo? Le tasse, no, lasciamo perdere. I mutui, Silver Sunset Bank, Globe, va bene. Sì, ragazzi, avete ragione che è molto più dettagliato. È davvero un gestionale, a quanto sto vedendo, molto ben, diciamo, fatto. Ovviamente anche a livello grafico, non è male. Guardate per esempio la zona industriale come è ben realizzata. Anche il fumo che esce dalle ciminiere è molto... Forse la pioggia un po' mi lascia un po' a desiderare. Però, diciamo, a livello grafico è davvero... A livello anche di costruzione, come sono realizzate, disegnate, davvero mi piace. Davvero, ragazzi, avevate ragione, è un gioco molto ben fatto. Vediamo per esempio qui. Ecco, possiamo avvicinarci. Guardate un po' il tubo di V2 6002 che preleva acqua. Guardate un po' i pilastri che sono appunto incastonati nel ruscello, come avanzano l'uno davanti all'altro per... Mi piace tantissimo questo flusso di acqua che esce. Mamma mia. Allora, qua che succede? C'è questo problema della spazzatura. Che... guardate come si sono ridotti. È tutto pieno di spazzatura, a quanto vedo. La zona è tipo tutta grigiastra. Ma perché non la prendono? Che succede? Forse non c'è l'inceneritore. Ma cos'è questo? Inceneritore? Allora, 90... Ma aspettate, ma io non capisco. Vediamo un po'. C'è troppa spazzatura. Siamo attivi, a quanto vedo. Ma perché non andiamo a prenderli? Ci sono 0 camioncini su 15. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Perché non funziona? Cos'è questo? Non ci sono lavoratori. Allora, ragazzi, non riesco a capire questa storia della spazzatura. Nel senso, la discarica è bella lontana. Ma aspettate. No, è impossibile, non posso metterla vicino a una zona residenziale, no. Qua deve stare. Ma aspettate. Allora, voglio vedere una cosa. Andiamo qua. Questi qua non si lamentano della spazzatura. Vediamo un po'. Forse perché la discarica è messa vicino a loro. Forse. Quindi io la dovrei mettere qui la discarica. Ma che siamo pazzi? No, non è possibile, ragazzi, no. Allora, facciamo così. Io il video lo interrompo qui perché non vorrei sbagliare. E fatemi sapere questa cosa, nel senso... Qua stanno abbandonando pure le case perché sono pieni di spazzatura. Ma io... Connection with road. Ma perché? Non siamo connessi qua. Guardate un po', c'è la strada.
ecco qua. Allora ragazzi, mi dovete far sapere come sistemare questa storia. La spazzatura è a livelli massimi, la discarica c'è, ma forse è messa in questa zona che è un po' distante. Non lo so. Forse ne dovrei mettere un'altra qua. Non voglio farlo perché non vorrei spendere soldi inutili. Voglio che rispondiate voi magari all'interno del prossimo video. E fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti ragazzi.